nostra provincia si va da situazioni in cui per fortuna i lavoratori hanno ancora condizioni in qualche modo agevoli di lavoro, in cui viene riconosciuto effettivamente il valore del lavoro stesso, ma anche a situazioni in cui c'è un vero e reale sfruttamento. I casi dei voucher, ad esempio, sono i casi più emblematici rispetto a condizioni del mercato del lavoro che sono purtroppo in peggioramento anche per la nostra provincia. Ecco, noi vorremmo mettere in piazza tutte queste sfumature, dalla situazione di reale sfruttamento alla situazione, se volete, più fortunata, e nel mezzo ci sono veramente tantissimi volti di persone che chiedono risposte alle controparti per quanto riguarda la sottoscrizione dei contratti nazionali di lavoro, ma anche risposte alla politica che deve guardare al lavoro con maggiore attenzione. Vediamo che si consolidino i dati dell'occupazione del 2015, purtroppo le sensazioni all'inizio dell'anno non sono particolarmente positive, aspettiamo i primi dati del trimestre per riuscire a fare in qualche modo un resoconto. Il punto vero è che sul lavoro si continua a investire troppo poco e si continua a investire troppo poco sui lavoratori, e quindi qualsiasi anche dato positivo rischia di essere semplicemente momentaneo. Per cambiare il trend e per ricostruire nuovamente valore nel lavoro bisogna cambiare in qualche modo atteggiamento rispetto al lavoro stesso. Tirare la coda sul fronte dei salari, sul fronte dei diritti è una strategia miope, perché non ci porta fuori dalla crisi ma ci manda sempre più, ci fa sempre peggiorare nelle condizioni economiche.